Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero del dolore, Gesù è flagellato. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua flagellazione. Donaci, per intercessione di Maria, di sentire nostre le sofferenze dei fratelli. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero del dolore. Gesù è coronato di spine. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua coronazione di spine. Donaci, per intercessione di Maria, il rispetto per la dignità di ogni uomo. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero del dolore, Gesù porta la croce. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo cammino verso il Calvario. Donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni giorno la nostra croce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua crocifissione e morte. Donaci, per intercessione di Maria, di condividere la tua passione e di partecipare al tuo regno. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, adorata nostra, rivolgi a noi gli tuoi misericordiosi, e mostraci dopo quel Signore Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o benedetto o Dio, dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi inizia la novena del Santo Natale. Per questa novena seguiremo le meditazioni scritte appositamente da Sant'Alfonso Maria de Liguori, meditazioni molto semplici che si concludono con una devota preghiera. In questo primo giorno della novena del Santo Natale consideriamo l'amore immenso che Dio ci dimostrò nell'incarnazione facendosi piccolo bambino per ottenere a noi l'eterna salvezza. Scriveva Sant'Alfonso: pecca Adamo, il nostro primo padre, e ribellandosi a Dio viene scacciato dal paradiso e condannato alla morte eterna con tutti noi suoi discendenti. Ma ecco il Figlio di Dio che, vedendo perduto l'uomo, per liberarlo dalla morte, si offre a prendere carne umana e a morire giustiziato in croce. Ma figlio, par che allora gli dicesse il padre, pensa che in terra dovrai fare una vita umile e penosa, dovrai nascere in una grotta fredda ed essere posto in una mangiatoia per bestie, dovrai, bambino, fuggire in Egitto per scampare dalle mani di Erode, ritornato dall'Egitto dovrai vivere in una bottega da umile garzone, povero e disprezzato. Finalmente, a forza di dolori, dovrai lasciare la vita sopra una croce, svergognato e abbandonato da tutti. Padre, non importa, risponde il figlio, di tutto mi contento, purché si salvi l'uomo. Che si direbbe mai se un principe, avendo compassione di un verme morto, volesse diventare egli verme e facendo un bagno del suo sangue morisse per dar la vita al verme? Più di questo ha fatto per noi il Verbo eterno, che essendo Dio ha voluto farsi verme come noi e morire per noi, per acquistarci la vita perduta della grazia divina. Vedendo egli che con tanti doni a noi fatti non aveva potuto guadagnarsi il nostro amore, che fece? Si fece uomo e ci diede tutto se stesso. L'uomo, disprezzando Dio, dice San Fulgenzio, si partì da Dio, ma Dio, amando l'uomo, venne dal cielo a ritrovare l'uomo. E perché venne? Venne affinché l'uomo conoscesse quanto Dio l'amava e così almeno per gratitudine l'amasse. Anche le bestie che ci vengono appresso si fanno amare. E noi perché siamo così ingrati con un Dio che scende dal cielo in terra per farsi da noi amare? In questo primo giorno della novena vogliamo ringraziare Dio per il suo immenso amore. Se Lui non si fosse incarnato, se non si fosse fatto piccolo bambino assumendo la nostra natura umana, noi saremmo rimasti irrimediabilmente perduti. Solo Lui ci poteva salvare. Soprattutto al momento della comunione eucaristica ringraziamo Gesù con tutto il nostro cuore e domandiamo con fede al Signore Gesù che venga in questo Santo Natale al quale ci stiamo preparando per rinnovare completamente la nostra vita. Solo Lui può operare questo prodigio che da tiepidi e superficiali ci trasformi in ferventi e santi cristiani. Da soli siamo capaci solo di sbagliare, ma grazie a Gesù e per la mediazione di Maria Santissima potremo finalmente iniziare una vita nuova. E ora concludiamo con la preghiera. O Figlio di Dio, tu ti sei fatto uomo per farti amare dagli uomini, ma dov'è l'amore che gli uomini ti portano? Tu hai dato il sangue e la vita per salvare le anime nostre, e perché poi ti siamo noi così irriconoscenti che invece d'amarti ti disprezziamo con tanta ingratitudine? Ed ecco, Signore,
Io sono stato uno che più degli altri ti ho maltrattato così, ma la tua passione è la speranza mia. Deh, per quell'amore che ti fece prendere carne umana e morire per me sopra la croce, perdonami tutte le offese che ti ho fatte. Ti amo, o Verbo incarnato, ti amo, mio Dio, ti amo, bontà infinita, e mi pento di quanti disgusti ti ho dati, vorrei morirne di dolore. Dammi, Gesù mio, il tuo amore, non mi far vivere più ingrato all'affetto che mi hai portato. Io ti voglio sempre amare, dammi la santa perseveranza. O Maria, Madre di Dio e Madre mia, impetrami tu dal tuo Figlio la grazia di amarlo sempre, sino alla morte. Amen. E per intercessione della Vergine Maria, Gesù Bambino vi benedica, vi custodisca e vi preservi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Buongiorno a tutti e buon venerdì. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Siamo al secondo giorno della novena del Natale. Uno dei santi più innamorati di Gesù è San Francesco d'Assisi. Tutti ricordiamo che la devozione al presepe, la tradizione del presepe è nata grazie a San Francesco, che la notte di Natale fa allestire a Greccio la Natività e sulla mangiatoia chiede che potesse essere celebrata la Santa Messa. Ma non tutti conosciamo le bellissime parole che Francesco riserva sulla Eucaristia e sull'incarnazione. E parlando ai sacerdoti dice: ogni giorno Cristo si rende presente nelle vostre mani. È meraviglioso. Se ci pensate, bisognerebbe tremare. Anche noi, anche voi fedeli che partecipate alla Santa Messa, provate a pensare con quanto amore partecipate all'Eucaristia. Io mi rattristo tanto quando alla Santa Messa si arriva in ritardo. Io mi rattristo tanto quando durante la Santa Messa ci si lascia disturbare da un telefono che squilla o da quella smania di controllare se sono arrivate dei messaggi, delle chat. Io mi rattrisco tanto quando davvero non comprendiamo che siamo alla presenza del Signore. Io sperimento una grazia ogni giorno, non solo quella che in queste indegne mani Gesù si fa vivo e presente, ma posso attestarvi che sono quasi 17 anni di sacerdozio, per me è come se fosse sempre la prima messa. Io quando alzo l'Eucaristia lo vedo lì vivo, presente, e chiedo sempre al Signore che quei raggi d'amore possano arrivare nei cuori di chi ha bisogno. Viviamo bene la messa, viviamo bene l'Eucaristia. Voglio mandare un abbraccio a tutti, voglio incoraggiare tutti
nel prepararsi degnamente al Santo Natale. Oggi vi voglio leggere 2 letterine che ho scelto a caso dal cesto delle lettere dei bambini della mia parrocchia, letterine che hanno scritto a Gesù bambino. La prima è questa ed è: caro Gesù bambino, mi chiamo Ida e ti voglio tanto bene. Vorrei che venissi a portare la pace per i bambini che chiedono la pace. Tu sei molto dolce perché porti gioia e molta pace e ti vorrò sempre bene. E poi abbiamo caro Gesù, mi chiamo Maria Rita, ti scrivo perché il 24 tu nasci e io non vedo l'ora. Ti scrivo pure perché delle persone hanno lasciato l'Africa lontana e per dei bambini che la guerra l'hanno già vista. Ti voglio bene. Ecco, anche noi oggi proviamo come questi bambini che sono innocenti a dire a Gesù con tutto il cuore: ti voglio bene. Diciamoglielo spesso o in questa giornata. Prendiamoci un minuto, un attimo per dire: Gesù, ti voglio bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Se volete io vi aspetto per la preghiera del Santo Rosario alle 17:20 e ricordo a chi potrà essere presente che il 18 dicembre vivremo il ritiro in preparazione al Natale nella chiesetta di Simeri a partire dalle 16:30, tutto dedicato alla famiglia e anche con la benedizione degli sposi. Ciao a tutti, un bacio e vi voglio davvero tanto bene. Carissimi amici, buona giornata, anche se oggi, in questo 5 dicembre 2022, è una giornata nuvolosa e piovosa. Mi trovo ancora una volta in piazza Garibaldi, qui a Gemona, accanto alla fontana che state vedendo. Qui c'è acqua che scende dal cielo e c'è acqua che scorre, possiamo dire, sulla terra. Ecco questa fontana molto bella, molto caratteristica, qui proprio al centro, al cuore del centro storico di Gemona. E in questo centro storico, naturalmente con la tecnologia dei nostri giorni, ci sono queste immagini su questo grande schermo. Tante notizie, tanti avvisi, ecco vedete la città di Gemona, gli sbandieratori e tutte le iniziative che sono state fatte in questi ultimi periodi, in quest'ultimo tempo. Ebbene, quello che però volevo farvi vedere in modo particolare qui vicino alla fontana, ci sono in questa preparazione delle feste natalizie queste statue, diciamo queste sculture lignee che ci ricordano insomma che siamo in questo tempo di Avvento, che stiamo prepararci alla festa del Santo Natale. Non vogliamo certo fare concorrenza agli amici di Sutrio e di Cercivento che quest'anno hanno preparato le statue lignee da portare in piazza San Pietro per il presepe. Noi invece qui abbiamo semplicemente queste 2 statue scolpite ultimamente dagli artisti del legno e che sono molto significative. Certo, i bambini che passano di qui si fermano per guardare, per imparare anche la tecnica di questa scultura. Mi sono spostato dall'altra parte della fontana e qui si vedono dalla parte retrostante le 2 statue di legno e poi tutta la piazza con i vari negozi, la farmacia, i servizi sociali, più avanti l'ufficio postale
e tutta questa piazza che è appunto, come dicevo, il cuore della nostra città di Gemona. Ebbene, un saluto, concludo con un saluto semplice a tutti voi in questa seconda settimana dell'Avvento, in preparazione del Santo Natale. Ecco gli auguri più cari a tutti i gemonesi, a tutti gli amici che vedranno questo piccolo video, e un augurio, un saluto speciale anche da parte della comunità degli stimatini, gli stimatini che sono stati a Gemona, e sono tanti, e gli stimatini che ora sono a Gemona, padre Aldo, padre Luigi e padre Giuliano. Un augurio a tutti, mandi, arriviodisi. Buona giornata a tutti. Oggi 8 dicembre, la festa della Vergine Maria, l'Immacolata Concezione. Bene, ricordando il mio anniversario di ordinazione sacerdotale, avvenuto proprio 46 anni fa, nel 1976, quindi l'anno del terremoto. Ecco, mi trovo qui per ricordare questa data così importante per me e per tutti voi. Ebbene, mi sembra quasi di contemplare la bellezza, la gioia della natura, del creato, di Dio che ci accompagna, della Vergine Maria, anche osservando questo panorama, questo spettacolo di natura, queste fronde mosse dal vento, che sembra quasi lo spirito che soffia su di noi. Ecco, allora, ricordando la mia ordinazione sacerdotale, in questa data dell'8 dicembre di 46 anni fa, proprio qui, sulla sponda del tagliamento, vicino al grande ponte di Braulins, che ho ricordato molte volte, un ponte lungo circa 500 metri con 17 arcate. Ecco, è bello avere questi ricordi, è bello contemplare questa natura che ci circonda, queste montagne, questi boschi, questo cielo azzurro. Ecco, ringraziamo veramente il Signore che ci accompagna nella nostra vita, e la Vergine Maria che ci prende per mano come dei bambini, ci accompagna verso Gesù. Grazie Signore Gesù, grazie Vergine Maria del vostro aiuto. Affidiamo a lei i nostri malati, sofferenti, tutte le persone sole, bisognose. E in lontananza anche questo suono di campane della chiesa di Braulins. Ecco, allora un saluto grande a tutti voi. Buona giornata, buona festa dell'Immacolata. Mandi, riviodisi. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno venerdì 16 dicembre, Santa Adelaide. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Dio Onnipotente, la venuta del tuo unico Figlio che attendiamo con intenso desiderio. Ci ottenga la salvezza nella vita presente e in quella futura, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento
avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù ci offre oggi forse l'immagine più dolce di Giovanni Battista, normalmente descritto come un profeta che gridava nel deserto, una persona ruvida, senza risparmiare rimproveri a nessuno. Però oggi Gesù ci dice che egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. È un'immagine bellissima che ci fa capire come a volte noi siamo completamente fuori strada nei nostri giudizi. Forse amiamo la compagnia di persone che ci fanno sentire bene, che ci assecondano in tutto quello che facciamo, che non ci criticano, e viceversa stiamo alla larga da chi ci fa sentire piccoli, da chi ci indica le nostre mancanze, le nostre debolezze. Giovanni Battista era sicuramente una persona scomoda, uno di quelli che metteva il dito nella piaga, uno di quelli che non esitava a dirti che una cosa non andava bene, anche se non volevi sentirtela dire. Ebbene, lui era come una lampada che arde e risplende nella notte. In questi tempi in cui la Chiesa si interroga sul suo futuro, dovremmo davvero chiederci che cosa vuole essere la Chiesa oggi, che cosa vogliamo essere noi, ciascuno di noi, come cristiano. Che cosa vogliamo essere? Vogliamo essere amici di tutti, cercando di dire alle persone quello che desiderano sentirsi dire? O dobbiamo essere come Giovanni Battista, come lampade che ardono e risplendono nella notte? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e clicca per iscriverti subito e unirti a questa comunità per restare sempre aggiornato e favorire la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te. Pepe! Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità.